Da anni percorre la stessa strada, eppure il signor Rocelli questa volta si è visto recapitare a casa una multa alquanto anomala per aver imboccato una zona ZTL a Mestre, nello specifico via Pio X, dove lui sostiene di non essere mai stato. Io ho parcheggiato, come tutti quanti i mestrini, la macchina nel Parco Ponci, e quando si è trattato di uscire ci sono due strade da prendere che sono indicate sia nella via Fappani e si gira a sinistra andando verso Viale San Marco, oppure questa viuzza che è per la parte di qua. Che cosa è successo? Che mi sono arrivate delle multe. Incredibilmente, difatti, io quando sono andato a contestarle mi aspettavo che il vigile mi chiedesse anche scusa, perché è talmente evidente l'errore che hanno commesso. Rocelli infatti dice di non aver mai imboccato quella strada, ma soprattutto, fotogramma alla mano, risulta che la telecamera in questione abbia ripreso la sua auto in senso di marcia contrario. Evidentemente il vigile che ha appurato l'infrazione, secondo il vigile, ha sbagliato completamente, perché la via Pio X è questa, in questa direzione, se vi voltate la vedete, e io la multa l'ho presa in quella direzione lì, che è obbligatoria a passarla per forza, perché l'indicazione stradale indica, ecco, vedete, questa macchina adesso prenderà la stessa strada di cui io ho preso la multa. Solo che il fermo immagine avrebbe dovuto riprendere la parte posteriore e non anteriore, ma l'automobilista vuole andare a fondo. La fotografia chiaramente indica che sono dalla parte sinistra e non dentro via Pio X, dunque con la zona ZTL. Però questi mi dicono di rivolgermi o al prefetto o addirittura fare un ricorso al giudice di pace. Si vede solo e esclusivamente la macchina e basta, non si vede altro. Potrebbe essere stata fatta, che ne so, a Treviso, a Firenze, a Genova. È una macchina normale che è in una strada. Quindi non c'è nessuna indicazione, non c'è niente che verifica che io ero in via Pio X. Cioè non è contestualizzata? Non è contestualizzata assolutamente, e quindi non ho nessuna intenzione di ricorrere. Primo, casomai mi rivolgerò a un avvocato, ma chiedo a chi ne ha dovere di intervenire immediatamente prima che altri cittadini subiscano un sopruso del genere.